Terzo giorno nella spiaggia di Tariffa. Oggi finalmente, come vi avevo raccontato, come vi avevo detto i giorni passati, il vento si è attenuato decisamente, sta molto bene. Guardate che bella giornata. È sabato e si è riempito di gente, riempito di camper, di furgoni, di van. Tantissimi questi Volkswagen, California, molti camper, e ci sono anche persone che dormono in macchina. Questi ci sono un paio di giorni qua, si vedono sempre i piedi fuori. Vediamo se si vedono anche stamattina. Vediamo. Sì, tutti i giorni. Ecco qua il nostro spiaggione. Si è sporcato stanotte, era pulitissimo, ci sono molte alghe. Adesso proviamo a vederlo dall'alto perché è infinito, è troppo bello. Più tardi devo andare a prendere lo scooter, andare in paese, comprare 2 cosettine, ci vogliono 5 minuti per arrivare a Tariffa, e devo fare anche una ricarica della scheda spagnola, si chiama Yamaya, costosissime, 20 giga, 20 euro, però siamo obbligati, ci serve, indispensabile. Poi con Davide un succhia giga. Oggi si va a Tariffa a cena con amici spagnoli, inglesi, argentini. Ok, camper chiuso. E andiamo a vedere la partita dell'Italia. Oggi c'è Italia-Austria. E andiamo a vederla tutti assieme. Ci sono un paio di ragazzi appassionati di calcio. E quindi anche loro, qui è tutto chiuso e quindi anche loro gradiscono vederla. I nostri amici argentini ci sono? Sì. Hola! Davide è già dentro. Siamo tutti Sei pronti. contento, Davide? Davide, devi stare seduto, eh? No, lì. No, lì. Ai! E noi andiamo in scooter. Davide va nella furgonetta perché non ci stiamo tutti. Check the mic and make sure it sound right, boys.
si va a Tariffa. Così vi facciamo vedere anche un po' Tariffa, molto bella. Guardate quanta gente c'è. Guardate quanti camper e quante macchine ci sono. Ovunque, ovunque. Ecco Tariffa ragazzi, tutti i baretti, tanta gente in giro, Covid finito per fortuna. It sound right, boys. Eccolo il ristorante marocchino, vicinissimo allo scooter, lo scooter ce l'ho proprio qua dietro, si chiama Mandragora. Sì, eccolo qua. C'è pochissima gente, quindi mangiamo veloci, tranquilli. Questa è la nostra tavolata, la ragazza che prende l'ordine e poi andiamo a guardarci l'Italia. Amici, saluti a tutti. Oggi ci mangiamo un bel tagine, io di pollo e Rita Cordero. Cosa stai dicendo? Eccolo qui, il mio anellino, che bello. Davide si è già mangiato il suo piattone di riso con tonno pomodoro, vero? Tonno e pomodoro? Pomodoro e riso, sì. Buono. Pane marocchino, che è come il nostro pane di pizza praticamente. Caldo, bollente. Un bell'odorino. C'è un bell'odore, vero, questo pane marocchino, hai visto? Quindi quando andiamo in Marocco sai già cosa mangiare. Il pane marocchino ti piace, vero? Ah, tagine de pollo, sorpresa, grazie. Wow, buonissimo, ricchissimo. Sta ricco. Questo è tagine de cordero. Ma il cordero de Alvaro. Beh. Buon provecho a todos. La mia amica Julia sta ridendo perché le ho detto che questo tagine con pollo sembra un piatto da ospedale, un piatto come noi, praticamente è il brodo nostro italiano. Il pollo, patate, carote, verdure con un po' di spezie, quindi sembra praticamente un brodo con un po' speziato. E poi adesso hanno portato il couscous, che è praticamente il nostro semolino. Quindi ho detto, se andiamo in Marocco e ci facciamo 3-4 mesi, mi faccio 3-4 mesi di cibo da ospedale, torno dal Marocco che sono un incanto, proprio perfetto. Cena finita, adesso andiamo a guardarci la partita dell'Italia, scambiamo dal ristorante marocchino e dobbiamo cercare subito uno schermo in qualche bar. Guardate ragazzi che vita e che movimento c'è a Tariffa, meraviglioso, meraviglioso, pieno di bella gente. Adesso stiamo andando a cercare un bar per guardare la partita, davvero meravigliosa, guardate il movimento che c'è, tutti i ristorantini fuori. Sembra finita ormai, mancano 30 secondi. Molti italiani e molte persone contente oggi, non si capisce niente, adesso rientriamo. Guardate questo posto. Adesso ci allontaniamo un po' dal centro e c'è già meno traffico, ma lì era incredibile, non si poteva proprio stare neanche in piedi.
locali per giovani ovunque, ristoranti, negozi per turisti. Aiuto, al centro mi ha distrutto. Avevo 3 radio in ogni lato. Musica, 3 musiche diverse, scoppiate le orecchie. Buongiorno e buona domenica. Oggi è la giornata successiva a Italia-Austria che abbiamo visto ieri a Tariffa. Rita è rientrata stamattina ancora con la maglietta dell'Italia, stava ancora festeggiando, guardate. Era in giro a Tariffa, non lo so con chi. Noi facciamo una vita diversa. Facciamo una vita, siamo una famiglia, facciamo una vita regolare. A mezzanotte eravamo già in camper, poi io ho bevuto una birra con questi amici che ho incontrato qui con questo furgone bianco fino all'1 e poi mi sono coricato anch'io. Oggi, come vi ho detto, è domenica, si sta riempendo, guardate, già di gente, già gente occupando, sono le 8:30 del mattino e stanno già occupando i tavoli sotto questa pineta. Oggi andiamo a vedere i pappagalli. Sì, andiamo a fare un'escursione adesso con Dado, 8:30 del mattino, mentre tutti dormono. Vedete? Tutti i camperisti dormono, fanno tardi. E beh, sono tutti viaggiatori o singoli o coppie, ma tutti giovani. Qui invece è già musica alla grande. Inizia l'escursione da qui, sempre pineta a destra e il mare a sinistra. Oggi ho ridormito anche cullato un pochettino dal rumore delle onde del mare e si sente anche adesso, proviamo a sentirle. A un certo punto in questo percorso dovremo incontrare un piccolo residence, qualcosa, e ci sono dei pappagalli. Non spoilerarli troppo. Gliel'hai detto tu. Ma tu li stai dicendo ancora altra roba. Ieri Tariffa mi ha colpito in senso positivo tremendamente. Cioè, le persone, la gente, la gioventù che c'era in giro, non si poteva camminare, guarda, o non siamo più abituati perché c'era il Covid e ci sembra una cosa mai vista, oppure non l'ho mai vista davvero. Una città così esplodendo, è una cittadina piccolina, poi ve la farò vedere prima di andarcene, ve la voglio far vedere. Magari andiamo stamattina a fare una passeggiata per le sue viette. È una cittadina fantastica, molto turistica al massimo. Ci vivono anche molti italiani e ieri ne ho conosciuto un paio, erano tutti in giro con le bandiere, quindi era facile riconoscerli. Sono molti italiani che vengono qui a lavorare nei bar, nei ristoranti, giovani, perché poi c'è questo ambiente splendido dove un giovane si diverte di sicuro. Oggi farà anche, spero, poco di freschetto col cielo così coperto. Speriamo che rimanga così, anche se le previsioni dicono che poi dovrebbe uscire il sole e quindi farà caldo anche oggi. Comunque sia, questo tratto della Spagna, perché poi abbiamo l'oceano qui a sinistra, inizia a essere più ventoso e quindi più fresco, per fortuna. Anche qui un altro parcheggio e diversi camper.
belli questi, vedi, questo mi piace per viaggiare da solo, anche in coppia. Ecco qui, adesso si fa questo percorsino, spiaggia a sinistra e noi scendiamo qua in questo percorso. Eccoci qua, cappellino fatto, vediamo se ci sono ancora i pappagalli. Che bello. No. E di un hotel ci mandano via. Perché noi non siamo residenti. Andiamo, ti faccio vedere i pappagalli, la senti? Guarda. Oh mio Dio. Hola. Non ripetono? Sì, hola. Hola. Ci sta puntando, papi. Ci punta, occhio, papi. Questo è il camping e anche nel camping pieno di furgoni. Ieri parlavo con un ragazzo che vive a Tariffa da un po', stava guardando la partita dell'Italia anche lui in un bar e mi ha detto: a Tariffa se non hai il furgone non sei nessuno. Proprio una moda pazzesca, hanno tutti questi furgoni Volkswagen. Oggi Portogallo-Belgio, mangiamo con gli amici, ci mangiamo 2 pezzi di pasta al forno e un bel polpettone. Il polpettone l'avete visto, ma è una specialità e gliela vogliamo far assaggiare. Io sono pronto Sei ai pronto? posti di combattimento. Oggi ceni con la tua amica Ambra, vero? Sì. Sì, e ci tenevi, eh? La lasagna italiana. Lasagna italiana. Ma che italiano? Abbiamo il tramonto, dice. Abbiamo la partita. Abbiamo l'amicizia e la voglia di stare insieme. Non falta nada. Grazie. Evviva l'Argentina! Rita sempre con la maglietta dell'Italia, però Rita è finita ormai, eh? Finita la partita. Fa caldo. Auguri all'amicizia e ai viaggi, ragazzi! Buongiorno, oggi lunedì finalmente, non c'è più nessuno. Sono le 9:30 del mattino. Io mi sono fatto una passeggiata da qui sotto dove abbiamo il camper in spiaggia quasi sino a Tariffa. E poi al rientro di questa splendida passeggiata mi sono fatto anche 4 serie di squat e 4 serie di piegamenti. Ieri abbiamo finito con gli amici la cena intorno all'1 e niente, ci siamo divertiti da morire, è stata una bellissima serata. Abbiamo bevucchiato come sempre quando si è in compagnia, l'abbiamo finita con un paio di coca e whisky. Coca, whisky e ghiaccio buonissimi e all'1 a letto, ho dormito come un bambino. Se Ambra ci tiene Davide con Rita andiamo a Tariffa, non ve l'abbiamo ancora fatta vedere tranne 2 vie l'altro giorno quando siamo andati a mangiare dal marocchino e quando c'era la partita d'Italia-Austria, ma c'era anche troppo casino, non si capiva niente. Se riesco oggi con Rita andiamo con la moto, con lo scooter e ve la facciamo vedere tutta perché ne vale la pena, è davvero una bella cittadina. Eccoci pronti, Davide rimane con Ambra e con Julia, poi andranno a fare una passeggiata in spiaggia, adesso sono lì sotto col cagnolone di Ambra e poi se devono andare a fare la spesa andranno anche a fare la spesa. Noi andiamo a filmare Tariffa per voi perché è troppo bella e non voglio farvela perdere, a me incanta. Ok, camperone chiuso, siamo pronti? Vamos!
Ciao.